Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesa. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e sa la nostra. Brescia in tavola, prima puntata, ben ritrovati, buon pomeriggio, ben trovata, cara e bella Federica. Buongiorno a tutti e bentornati, ciao Carlo. Ah, bene, guardate, la troviamo bella in forma la nostra Federica, e dopo tutti questi mesi chiusa in casa. Ok, a posto Le così. estetiste poi non hanno contribuito. Lasciamo perdere. Vabbè, siamo all'aperto in questa edizione, vedete, perché vogliamo salutare la primavera. Attenzione agli imprevisti, insetti, scarafaggi, cose varie. Ocio Federica, partiamo raccontando la frittata di patate grazie alla Trattoria Villa Glori che ci fornisce le ricette. Una ricetta semplicissima ma buonissima. In dialetto lo vogliamo sentire, eh? Certo, sempre in dialetto. Allora, quando ci fa la nostra bella pignatina, mettiamo le nostre patate che fanno le sa. Una volta che le sa, le tiro in ferro ovviamente, le schisso con un bel schisso patate. Una volta ben schissate, facciamo una bella terrina con un po' di botterne, un po' imburrata. Le metto in deter, fumo un bel strato di purè della nostra bella terrina. Sopra il strato di purè metto un pugnino di prosciutto, delle fette di prosciutto. Purè di patate, fette di prosciutto. Dopo facciamo le nostre fette di fontina, la fontina, che le mettiamo insieme. Squarcio tutta ma con qualche resta del purè. Allora, prima il purè, poi le patate, la fontina e il prosciutto, ma insieme metti le prosciutte e le patate va oppure belase con tutte queste domande, signor, piano. Cosa? Va belase. Federica, già mi stai antipatica, mannaggia te. Abelase, ti chiami? Ciao. Luca caro, Abelase, che è sto Abelase? Abelase vuol dire piano. Ah, lo vedi allora che ci voleva Luca per azzeccare la cosa. E tu sei un tipo, caro Luca, che va a Belase o tanedde ondo? Dipende dalle situazioni, dai, però normalmente Abelase. Ah, ecco, sei abbastanza tranquillo, insomma te la prendi con calma, eh? Sì. Bisogna andare a Belase, quando invece bisogna correre, diciamo, un po' di più. Quando Renzo ci chiede di fare l'occhiale, allora lì corriamo non de onda. Ah sì, vero? Bisogna tarellare. Poi tu che ne so, sei sposato, non credo, No. fidanzato? No, non ancora. Ecco, vabbè, allora puoi andare a Belase finché puoi, eh? Bene, dai, grazie, Grazie a te. A Belase, Fausto, che? A Belase secondo me vuol dire adagio, andare adagio. Beh, tu sei un cultore, Io sono di Brescia, anche se l'aspetto non è nordico, però sono nato a Brescia, giù nella bassa, Gottolengo, e quindi parlo un bresciano un po' cremonese, un po' mantovano. Però è vero, dall'aspetto un po' sardo, un po' più meridionale. Ho dato l'assist, così almeno fate senza pensarlo, senza dirlo. No, effettivamente, poi sei nato una quarantina d'anni fa, insomma. Un po' di più, dai. E di che ti occupi, Fausto? Sì, lavoro qua in zona e sono un libero professionista, faccio consulenza aziendale. Ah, c'è poco da andare a Belase allora, eh? Beh sì, insomma, se i clienti me lo lasciano fare, se no devo correre, quasi sempre corro. Oh, vede, chi la sa io. Eccetto la sa io, che l'alter pensai neanche che lì è de Brescia, mi ardali se, c'è Crusa invece l'ero de Brescia e la sa La io. fisionomia, Va a Belase, andare piano, andare adagio. Vabbè, andiamo a Belase, ma Non c'è chiudiamo. proprio niente. Vabbè, abbiamo lascia ripreso, sta, sì. allora, con le nostre frittate di patate Patate. se ne restaci. Strato di purè, prosciutto, fontina, gammetto mamonsimo. Il strato di patate che con schissa Certo. prima. Certo, vi ho spiegato le beate le robe. Prima, il sorriso in televisione. Poi dopo il sorriso. insieme mettiamo una bella spolverata di grano grattugiato, un pitinin in furen a 180 gradi, circa 30 minuti, una mesuretta, una bella mesuretta, sì.
Chi? Spettacolo, A la chi ricetta. Ah, pensavo avessi mandato un bacio a ciao. qualche spasimante. Quindi questa era la frittata di patate. Ecco, voi sicuramente a casa la cucinerete molto meglio di come ve l'ha raccontata Federica. Tu hai paura delle cimici, no? Perché hai proprio una cimice No! Ma io non vedo mai. sulla spalla. Grazie a tutti, alla prossima. Ciao! Ciao!